cordiale saluto ai nostri radioascoltatori a Belluno, in Italia e in giro per il mondo. E siamo qui con le nostre puntate dedicate ai sindaci della provincia di Belluno dei vari comuni. È un'occasione per conoscere, per tenerci aggiornati sui vari comuni della provincia, sulle novità, non solo per noi residenti, ma anche per i bellunesi sparsi nel mondo e soprattutto per i discendenti di bellunesi, perché immagino che siano interessati a conoscere e a scoprire di più gli aggiornamenti e le notizie della terra d'origine dei loro avi, nonni, bisnonni. Oggi è il turno del sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto intanto e grazie per questa opportunità. Grazie a voi. E non capisco perché qua si sia bloccato. Aspetti, un attimo. Ecco perché l'era... Mi perdoni. Mi tocca rifare l'introduzione, perché prima andava e quindi pensavo fosse corretto. Mi perdonerà. No, stamattina ho già fatto quello che dovevo fare, quindi... Quindi a tempo? No, ecco, poi ho un'altra roba, ma insomma la faremo. No, ma ce la facciamo, sì. Ok, rifacciamo. Un benvenuto ai nostri radioascoltatori, Radio ABM Voce delle Dolomiti, e queste sono le puntate dedicate ai sindaci della provincia di Belluno, dei nostri comuni, per conoscere, per sapere anche gli aggiornamenti della nostra provincia, non solo per noi residenti, ma anche per i bellunesi sparsi in Italia, in giro per il mondo, e soprattutto per i discendenti dei bellunesi, perché immagino saranno curiosi e interessati a conoscere le varie novità della provincia e la terra d'origine dei loro avi, nonni, bisnonni. E oggi è il turno del sindaco Franco De Bon e del comune di San Vito di Cadore. Buongiorno. Buongiorno. E grazie per questa opportunità, che è sempre molto bello avervi qui e poter parlare un po' faccia a faccia. E iniziamo subito con le domande. La prima, le Olimpiadi, perché è un evento recentissimo, fresco, quindi le vorrei chiedere un suo pensiero e come ha reagito la comunità di San Vito di Cadore, se ci sono state, spero, degli effetti positivi e le conseguenze positive per il vostro comune. Sì, grazie per l'invito. Allora, noi abbiamo vissuto le Olimpiadi davvero in maniera significativa. Devo dire che l'ho vissuto anch'io personalmente in maniera significativa, perché mio nonno era sindaco di San Vito nel 1956 e ho una registrazione sua fatta in radio a Enzo Tortora, che diceva venite a San Vito, fra poco ci saranno le Olimpiadi del 56 che daranno un nuovo impulso all'industria del forestiero. Allora io lo metto subito a livello proprio di chiamiamolo amministrativo politico. Le Olimpiadi potrebbero essere veramente, non voglio dire una svolta, ma potrebbero essere un grande volano per promuovere il nostro territorio e per assicurare quella continuità a questa industria che appunto mio nonno chiamava l'industria del forestiero, che potrebbe andare a tamponare anche qualche criticità che stiamo riscontrando ultimamente nel manifatturiero in provincia. Ecco, se noi riuscissimo a organizzare bene il nostro turismo con un turismo adeguato al valore del nostro territorio, potrebbe veramente dare anche un impulso economico e riuscire a trattenere sul nostro territorio i cittadini che, sì, visto che noi siamo collegati col mondo, ricordo per dire il comune di San Vito alla fine dell'Ottocento ha avuto metà della popolazione che è migrata negli Stati Uniti. Quindi un problema da allora che invece potremmo risolverlo in casa. Ecco. Le Olimpiadi del 2026, insomma, ecco, come dicevo, le abbiamo vissute molto partecipate, noi ovviamente siamo lì a confine, sì. quindi abbiamo dato il nostro. Faccia conto che abbiamo dato alle Olimpiadi la sala polifunzionale per l'accreditamento di tutti i volontari delle Olimpiadi che sono arrivati là, quindi 4.000 persone sono arrivati da tutta Italia, anzi dal mondo, perché ho visto argentini, ho visto dei colombiani, ho visto gente da tutto il mondo. Arrivavano lì, dichiaravano qual era la loro vocazione, venivano selezionati per quello che dovevano fare, venivano vestiti
e poi partivano. Quindi intanto abbiamo fatto conoscere San Vito a 4.000 persone che venivano da tutto il Mica mondo. poco, E non è poco. Noi in dialetto diciamo anche che abbiamo fatto una buona fiera, nel senso che abbiamo sì. fatto anche una buona accoglienza, Sì. e di questo ne hanno avuto un vantaggio anche gli esercenti turistici, perché il caffè o la chiacchiera, eccetera. Insomma. Quello che mi ha impressionato di questi volontari era quanti giovani uscivano da questo locale con un grande orgoglio, quasi tutti quanti vestiti già con la tuta che poi avrebbero indossato durante le Olimpiadi. E quindi veramente questa è stata la cosa. Poi ovviamente tutte le strutture turistiche, io avevo partecipato anche alla candidatura come comune, perché Cortina aveva posto la sua candidatura a queste Olimpiadi contro altre città, insomma, sul fatto che non dovevano costruire sostanzialmente altre strutture se non il rifacimento della pista da bob, perché già gli alberghi erano in grado di ospitare e quindi i nostri alberghi praticamente sono stati quasi tutti prenotati già allora durante la candidatura e hanno confermato adesso, quindi noi abbiamo avuto sempre il tutto esaurito durante le Olimpiadi, quindi sicuramente un apporto positivo, Sì. voglio dire, al nostro territorio. Ecco. E poi, ecco, guardando. Allora, ci sono stati, abbiamo partecipato a 3.000 tavole, quindi un impegno anche personale e come amministrativo molto impegnativo, molto pesante. Insomma, ecco. Faccia conto che noi abbiamo concluso, l'impresa ha concluso la segnaletica orizzontale sulla rotatoria a nord della nostra variante, della nostra costituenda variante, che poi dava accesso a tutti i parcheggi. Noi abbiamo messo a disposizione delle Olimpiadi circa 800 stalli per i parcheggi delle macchine che arrivavano a San Vito, che poi venivano portate con la navetta sulle lance, sulle gare, insomma, e l'abbiamo chiusa praticamente il 4 sera, poi è arrivata la nevicata alle 9, il giorno dopo è arrivata la nevicata e il 6 si aprirono le Olimpiadi, quindi veramente una corsa contro il tempo anche per le infrastrutture che dovevano servire. Anche le autorizzazioni, insomma, per queste cose noi in Italia abbiamo una burocrazia pazzesca, no? Che giustamente va a individuare tutte quelle che sono le criticità di un progetto e che sono state tutte abbondantemente valutate, però hanno appesantito, ecco, la procedura, e quindi siamo arrivati proprio all'ultimo momento. Il bilancio, a mio avviso, è stato largamente positivo. Faccia conto che sono arrivati proprio sabato dei ragazzi da Verona che avevano chiesto, insomma, di poter andare alla pista da bob e da vedere Gary Bob, e ho dato anch'io delle indicazioni, perché poi ci trasformiamo tutti quanti in questo periodo qua anche in guide, in uffici turistici, insomma, ecco. E ho detto: portate la macchina a Longarone, lì c'è, ogni mezz'ora parte un pullman che vi porta sulla gara, lì avete il vostro ticket e andate. Quando sono tornati poi alla sera, che li avevo ospitati io, hanno detto: guarda, un servizio spettacolare, tutti questi volontari che ti davano tutte le indicazioni, ovviamente poi tutti quanti che parlavano tutte le lingue, quindi insomma, alla fine poi come consuntivo, quelli che sono venuti a vedere le gare, come che sono venuti a partecipare, insomma, a questo grande evento, riscontro sempre dei segnali positivi. Io personalmente ho avuto la fortuna di essere stato invitato il giorno del Super G con la Federica Brignone. Ero su a Rumerlo, insomma, in tribuna ho visto la discesa della Federica, che ha vinto. C'era il presidente Mattarella, sono arrivate le frecce tricolori, per me è stata una giornata Bello. indimenticabile, e Emozionante. quindi personalmente, ma anche come territorio, almeno dico, parlo per San Vito, questo devo dire che è stato positivo. Probabilmente potevamo fare qualcosina in più a livello provinciale perché queste Olimpiadi diventassero una Olimpiadi del territorio della provincia, ma devo dire che, insomma, il presidente Padrin si è anche speso. Ho parlato a lungo e abbiamo fatto diversi incontri anche a Cortina, insomma, con il presidente Longo, e l'idea proprio è quella che le Olimpiadi si trasformino in un evento di territorio, perché quando arriveranno i coreani piuttosto che i neozelandesi a visitare Cortina, se noi fossimo pronti a proporre un tour
per la provincia di Belluno, che ha tantissime opportunità, voglio dire, di visibilità. Sto pensando al Castello di Feltre, sto pensando ai laghi, sto pensando al Cansiglio, sto pensando a Val di Sdende, cioè ogni posto che mi viene in mente ha le sue peculiarità. Sì. Non parliamo poi del museo, non parliamo poi oggi che c'è Tiziano con la pala appunto lì in Magnifica. Quindi dovremmo essere bravi noi per cogliere questa opportunità che l'Olimpiadi ci ha dato. Certo, beh, insomma, mi sembra più che positivo il risultato. E collegandosi alle Olimpiadi, poi penso alla stagione invernale, anche dal punto di vista turistico a San Vito di Cadore, che si sta più o meno concludendo. Oltre alle Olimpiadi ci sono stati altri risultati positivi? Allora, noi a San Vito, per quanto riguarda l'offerta turistica, abbiamo una ski area che è gestita dalla società Scoter, 9 chilometri di piste, 3 seggiovie, diciamo. Noi ci stiamo ritagliando il target complementare a Cortina, che ovviamente vede queste grandi gare internazionali, e noi cerchiamo di specializzarci nella formazione, quindi poi i principianti, le famiglie e le scuole di sci. Ecco, questo è il nostro target per il quale ci stiamo. Abbiamo sofferto un po' a Natale perché mancava la neve, quindi abbiamo dovuto provvedere all'innevamento artificiale e ovviamente non tutte, adesso lo potenzieremo, abbiamo un progetto di potenziare questo innevamento perché purtroppo dobbiamo fare i conti anche con il cambiamento climatico e dobbiamo utilizzare al massimo tutte quelle poche notti che prima di dicembre, quando apriamo, normalmente noi apriamo appunto per l'8 di dicembre, ci sono per appunto innevare quelle 3 notti, dobbiamo essere in grado di innevare tutte le cose. Allora con l'offerta delle piste aperte e tutte quante abbiamo anche un risultato migliore. Ecco. Devo dire che quest'anno abbiamo avuto molti da Cortina che sono venuti fuori perché chiaramente essendo la Tofana chiusa sono venuti qui e devo dire che i commenti sono stati tutti quanti lusinghieri perché noi non abbiamo, vuol dire, un grande carosello come la Sala Ronda, ma abbiamo questo piccoli impianti che però li teniamo perfettamente proprio perché il target deve essere questo, quindi alla fine quel piccolo perdita che abbiamo avuto a Natale lo stiamo compensando in questi giorni, appunto grazie alle nevicate che sono arrivate, anche l'ultima insomma che è arrivata la settimana scorsa ci ha portato 40 cm di neve fresca sulle piste e quindi noi contiamo di andare avanti insomma fino almeno alla metà di marzo. Bene. E quindi di recuperare questa cosa. Gli alberghi ovviamente erano tutti pieni, quindi diciamo che la stagione anche invernale è andata bene. Parliamo un po' di cose un po' meno positive, perché nel luglio del 2025 c'è stata una frana a San Vito di Cadore. Ci può dare qualche aggiornamento? Sì, una frana sul crollo Marcora, c'è stato un crollo importante che è stato poi movimentato dalle piogge successive e quindi abbiamo avuto questa invasione della strada statale di collegamento con Cortina che ha veramente dato un colpo pesante alla nostra stagione estiva. Tenete conto che appunto l'arteria di collegamento era lì e quindi il fatto che insomma sui giornali tutti quanti parlassero di questo ha un po' fatto perdere delle possibilità. Per fortuna non si è fatto male a nessuno, abbiamo gestito questa frana insieme alla provincia, insieme alla regione, insomma insieme allo Stato, c'è stato qua il capo del Dipartimento Nazionale Siciliano, insomma, no? con tutta la sua struttura, è stato posto subito a monitoraggio un radar che adesso rinnoveremo come ancora per un anno e proprio è notizia di questa settimana che la regione metterà un altro radar, ci incontreremo proprio giovedì prossimo. Questo sarà in grado anche di monitorare il movimento della colata, oltre che i crolli delle pareti, di cui si occupava il radar che ha messo giù l'Università di Firenze con il professor Casagli. E quindi il monitoraggio è stato fatto. ANAS ha fatto delle strutture in somma urgenza importanti, lo abbiamo fatto anche noi come comune, insomma cercando i siti di stoccaggio del materiale
E so che appunto l'ANAS e il Ministero insomma stanno lavorando per una progettazione di un'opera definitiva che potrebbe essere un ponte piuttosto che una galleria per superare questa cosa. Se posso riscontrare un fattore positivo in questo, intanto l'unità di tutti gli enti che hanno partecipato, tutti hanno dato il massimo, tutti quanti, quindi colgo l'occasione proprio per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Ma la seconda è stata anche la nuova visione che secondo me Cortina da un pezzo, che è la nostra perla, che il nostro centravanti, diciamo che se possiamo fare una metafora, si è resa conto che non può vivere di luce propria, perché Cortina ha bisogno di rifornimento di materiale, di mezzi, di persone che vengono dalla Valle del Boiti. Ah, sì. E quindi interrompere questa arteria vuol dire interrompere anche la vitalità di Cortina. Ecco. Quindi c'è questo grande interessamento, c'è anche questa grande partecipazione. Tornando al discorso delle Olimpiadi, io ho sentito sia il sindaco che tutta l'amministrazione di Cortina, sia il presidente Longo della Fondazione Cortina, che parlavano appunto di territorio. Ed è questo secondo me il significato più importante, no? Di essere consapevole anche noi come provincia, diciamo, che abbiamo questo grande centravanti che fa molti gol e che noi dobbiamo aiutarlo a far gol e nel vantaggio della squadra che si chiama Provincia di Belluno. Ecco. Per quanto riguarda appunto questa frana, ecco, vedo che c'è molto interesse da parte di tutti quanti, insomma, di gestirla in maniera più opportuna. Devo dire che su questo c'è anche una grande sensibilità generale, voglio dire, perché c'è anche Borca che ha avuto dei problemi, no? C'è anche è stato Volo col Dudan, eccetera. Insomma, no? Su questo la politica si sta interessando. Torno alle Olimpiadi per dire che quando mi pare intorno al 2016-2017 è arrivato il ministro dei trasporti in provincia a parlare di viabilità provinciale, io e il sindaco di Cortina abbiamo detto: guardi che Cortina si sta candidando per i mondiali 2021, ma la 51 d'Alemagna ha dei problemi generali di traffico, soprattutto di vetustà, perché la 51 è stata costruita nel 1830 dagli austriaci e praticamente la statica dei ponti era ancora quella quando passava i carri, adesso passano i tir. Devo dire che lì hanno fatto veramente una grande operazione, devo dire, di manutenzione di questa arteria, con 42 interventi puntuali che i più non sono stati visti, perché rifare un ponte, uno passa prima sul asfalto, passa ancora prima sul asfalto, quindi non è visibile, ma dal punto di vista della sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le frane, sono state fatte delle opere molto importanti che ci danno molta più tranquillità rispetto al passato. Quindi già qui abbiamo parlato un po' dei vari progetti del 2026 dell'amministrazione. Ce ne sono altri, io penso dal punto di vista turistico, culturale, anche delle infrastrutture. Allora, nel 2026 a San Vito dovrebbe completarsi questa famosa bretella, questa famosa variante al centro, perché il centro di San Vito attualmente è interessato da tutto il passaggio del traffico, soprattutto quello pesante, che veramente, oltre che portare inquinamento, rumore, pericolo, perché passano questi tir che pesano un sacco di tonnellate e vengono continuamente interrotti appunto dal flusso che c'è al centro di pedoni, soprattutto nei momenti particolari di flusso turistico. E anche questo, l'opera che sta concludendo aveva visto la sua luce. Io ho dato un'occhiata alle carte in passato, nel piano regolatore del 1968, quindi stiamo parlando di molti anni fa, gli amministratori di allora avevano già pensato a questa bretella, perché avevano capito, ripeto, almeno, ma se era scritto nel 68 sui documenti di pianificazione, vuol dire che il bisogno era venuto probabilmente in precedenza, quindi 60 anni, e quindi lo stiamo concludendo.
il pericolo o il presunto pericolo dei commercianti del centro è che hanno detto se il traffico passa fuori noi non avremo più questa visibilità, questa frequentazione da parte delle persone che transitano, e per questo noi abbiamo avuto un finanziamento da parte del Fondo dei Comuni Confinanti, di cui stiamo mettendo a terra proprio adesso la progettazione, per riscrivere il centro di San Vito, per renderlo più attrattivo. L'ambizione, scusi la presunzione qualche volta, era quella di diventare che il Corso Italia di San Vito diventi appunto il Corso Italia di Cortina e quindi trasformare in questo gioiellino. Ovviamente predisporremo dei parcheggi adeguati, non potrà essere tolto perché i pullman continueranno a passare, però insomma un'idea di questo ce l'abbiamo, abbiamo anche parecchie risorse su questo e abbiamo già fatto i primi incontri eccetera. Insieme a questo vorremmo riprogettare, allora abbiamo dato un incarico a una importante studio di progettazione a livello nazionale, tra l'altro locale, ma che opera non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, e che ci dia una visione complessiva del territorio. Questo l'abbiamo già fatto con uno studio che ha fatto il professor Van de Borg, che insegna economia turistica a Ca' Foscari a Venezia, e ci ha detto ad esempio che la zona appena a valle del centro di San Vito, che è il lago di Mosigo, insomma tutta la zona delle Grasse eccetera, dovrebbe diventare il polmone verde e dovrebbe occuparsi di tempo libero e sport. Noi abbiamo parecchie richieste di squadre che vengono a fare i ritiri e noi vorremmo puntare anche in questo caso sulle squadre giovanili, sulle famiglie. E poi il tempo libero, perché tramite appunto Via Sentinella, che è una bretellina che parte dal centro di San Vito, sostanzialmente in 5 minuti si è sotto questa oasi verde, che ha visto anche dei film girati, cito solo Un passo dal cielo, che ha portato alla ribalta nazionale anche questa località. È un posto iconico perché si mette dall'altra parte del lago, c'è lo chalet e il Marcora che si riflette dentro, quindi veramente tutti quelli che passano là li vedo col telefonino che fanno le fotografie, le riprese eccetera. Addirittura lì facciamo anche i matrimoni, ce l'hanno chiesto appunto quelli. E quindi è un posto attrattivo che chiaramente va valorizzato con le strutture calate ovviamente con tutta la sensibilità del momento, per fare questa cosa qua. E poi potenziare appunto lo ski area, magari aggiungendo quello che è il nostro parco Neve Sole, che è appunto quello dedicato ai principianti, proprio dove ci sono i tapirulan che portano sui bambini, proprio che sono meravigliosi anche di vedere sti trottolini che non stanno neanche in piedi, che vengono giù con gli sci, quindi veramente è una cosa bellissima anche da vedere in quel senso là, e quindi dare questo respiro. Torno un attimo sulla variante di San Vito, perché mi premeva cogliere un'iniziativa che abbiamo fatto noi quando siamo stati, chiaramente, quando abbiamo chiesto questa cosa, ma l'abbiamo chiesta anche in termini di fare un'opera che sia rispettosa delle sensibilità del 2026. Diciamo che il progetto è partito un po' prima e quindi abbiamo cercato di fare il più possibile questa variante che serve per portare fuori il traffico pesante ma anche il traffico di passaggio, ma che dia meno impatto possibile a quello che è il valore più importante del nostro territorio, che è il paesaggio, no? E quindi abbiamo fatto parecchie gallerie, abbiamo fatto parecchie mitigazioni, vuol dire che verranno col verde, insomma abbiamo cercato di fare una variante il più possibile nascosta, il più possibile inserita nei profili del nostro territorio, e non un'arteria che tagli e che impatti fortemente. Su questo faccia conto che dal progetto iniziale che valeva circa 19 milioni nello studio di fattibilità, siamo passati a quasi 50 e gran parte di questi interventi, di questi costi, sono dovuti proprio a queste mitigazioni che abbiamo chiesto. Bene, avete dei progetti in cantiere, tanti insomma, mi sembra di sentire, c'è tanto lavoro. Abbiamo tanti progetti. L'ultima cosa che posso dire come visione proprio per potenziare questa industria del forestiero, che ripeto non è solo del forestiero ma
il turismo coinvolge ovviamente tutti i nostri artigiani, perché nella manutenzione degli alberghi c'è bisogno dell'elettricista, c'è bisogno del falegname, c'è bisogno, no? Quindi c'è tutta una catena legata, voglio dire, c'è quello dei prodotti, no? C'è la valorizzazione dei prodotti locali, ad esempio i casontieri, insomma, che è quello che il turista chiede quando arriva qua. Noi Sì. dobbiamo essere bravi a proporre anche questa cosa qua. Su questo chiedo proprio alla politica di guardare quello che hanno fatto le nostre regioni vicine. Nell'Alto Adige, ad esempio, tutte le iniziative di promozione sono sotto un marchio, sono sotto un brand, e i ritiri di squadre di calcio, la Coppa del Mondo, il vino, i formaggi, eccetera, si chiamano Südtirol. Ecco. Se andiamo sotto c'è il logo Trentino con la farfallina e là entrano anche queste cose qua. Quindi noi quando ero in provincia, insomma, abbiamo anche cercato di fare questo brand, no? Che si chiama Dolomiti Bellunesi, no? The Mountain of Venice, quindi collegato anche a un brand altrettanto forte che è appunto Venezia, le montagne di Venezia, e dobbiamo promuovere il nostro territorio con questa visione. Per quanto riguarda San Vito, io ho già detto, insomma, anche ai superiori, insomma, non ci interessa il grande evento che lasciamo fare a Cortina. A noi, a San Vito, vorremmo avere due cose sostanzialmente. Quando arriva il turista, alla sera poter offrire una mostra, un corale, un concerto, una presentazione di un libro, piccole cose ma in maniera continuativa, in maniera tale che finito sciare, finita la passeggiata nel bosco, no? D'estate, uno alla sera si trova dopo cena questa cosina da vedere, e su questo abbiamo già sperimentato l'anno scorso, insomma, con un'iniziativa a livello di Cadore che si chiama Cadore in musica, in cui intervengono gli organi, interviene la musica sui rifugi, e poi il Festival Blues and Soul che è un festival ormai collaudato. E questo non solo a San Vito, ma con un respiro più ampio, con una programmazione che invece di stare a San Vito una volta può andare alla chiesa, che ne so, di Vinio a sentirsi il concerto di organo lì o Burka, eccetera. E poi la cosa altrettanto importante è quella della manutenzione del territorio. Cioè i nostri paesaggi di montagna erano caratterizzati da queste ampie superfici sfalciate e coltivate, che adesso, vuoi per vari motivi, insomma, non vengono più fatte, e questo fa perdere non solo prodotti, ma fa perdere anche una visione. Cioè, se un turista, un coreano, arriva su un posto dove vede l'erba da sfalciare, rispetto a Dubiaco, che invece è tenuto i prati come un giardino, dice questo paese è abitato da gente che non gli piace, che non ha cura del proprio territorio. Sì, e allora uno dice, perché restare? Perché? Ecco. Quindi io direi proprio noi dobbiamo fare una santa alleanza con gli agricoltori, e su questo, insomma, bisognerebbe che appunto anche a livello provinciale c'è questo tema, no? Venisse, non abbiamo bisogno di fare crescere altri alberi. Ecco, qua dico una cosa che magari spiacerà a qualcuno, ma non è così. La superficie forestale in provincia di Belluno è raddoppiata, triplicata, non so cosa, a scapito degli spazi aperti, dei prati, dei pascoli, dei coltivi, e quindi noi dobbiamo recuperare anche questa cosa qua proprio a livello di paesaggistico, ma anche di manutenzione del territorio, proprio perché ci sia questa cura che i nostri agricoltori assicuravano, che gli agricoltori dell'Alto Adige assicurano, e che noi qui vedo che fanno fatica. Bene, allora in bocca al lupo per tutti questi progetti. Un'ultima cosa, se può fare un saluto ai nostri ascoltatori, che come dicevo non sono solo a Belluno in Italia, ma in tutto il mondo. Ecco, allora io ovviamente saluto da questa emittente, insomma, e ringrazio per l'opportunità di farlo tutti i nostri emigranti che ci sono nel mondo, che so che portano in alto il nome dell'Italia, che so che sono molto orgogliosi ad essere italiani,
Io ho degli zii che sono andati all'estero, insomma, mia mamma aveva 12 fratelli, quindi insomma 2 sono andati in Germania e 2 sono andati negli Stati Uniti, appunto lì a Trenton, ecco. So che addirittura un sindaco, mi diceva un mio parente di Clifton, era un sanvitese, era un cugino di mia mamma, insomma, quindi ecco la nostra italianità e anche il nostro saper fare è stato ben voluto. Vi racconto ancora quest'ultima chicca che ho scoperto proprio in questi giorni leggendo un libro su San Vito. Un mio bisnonno ha lavorato 30 anni in Ungheria a costruire ponti con degli artigiani sanvitesi, anche il ponte di Catene, insomma di Budapest, e coi soldi che ha fatto lavorando 30 anni, quindi come immigrante di là, ha poi comprato una casa a Belluno dove i miei parenti del San Vito venivano a Belluno appunto per studiare, perché San Vito nel 1880, questo è l'anno insomma di costruzione di questa casa, non c'erano scuole superiori a San Vito, ecco, quindi già il fatto di poter andare all'estero significa acquisire altre visioni insomma di mondo, acquisire delle esperienze che si fanno per poi portarle, Certo. per portarle in casa e per farle migliorare anche la vita di noi, ecco. Quindi veramente un abbraccio a tutti quanti, credo che siate rimasti orgogliosi anche di quello che ha fatto l'Italia insomma in termini di medaglie in questa Olimpiadi. Sicuro, sì, sicuramente. Davvero un abbraccio a tutti. Grazie sindaco e alla prossima, speriamo. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie a voi.